fare, mi puoi assumere come consulente marketing? Guarda, quello io no che non ti voglio, però noi abbiamo trovato effettivamente una persona con cui vorremmo collaborare su questa cosa, ma adesso sono disoccupata. No, quello allora, noi adesso non abbiamo niente, però un giorno se avremo delle cose preferiamo cercare prima, ecco, tramite ragazzi come voi che ci seguono in chat, che ci supportano e quant'altro, e poi mettere gli avvisi. Quello so lavare bene i vetri, agitalo quello, non abbiamo le finestre di casa ce le laviamo, però facciamo una cosa, se un giorno avessimo un ufficio io e Martina e ci serve qualcuno che ci pulisce le finestre, tu la prima persona sei tu. Ma quindi quello là che sta fuori, diciamo? Sì. No, Lozzi, ma muore. No. Come no? E se muore? Poi finita sta cosa ho cacciato la scaletta e siamo caduti là, poi è successa la scena di prima. Allora penso che tutti sono tornati, perché comunque è passato un minuto. Lavorerò in questi giorni il piano di saga perché ho alcuni miei dubbi, ma ti li esporrò quando sarà. Ok, appena torna Cristian non gli mando il messaggio, in qualunque momento può chiedermi cose. Allora Gianmarco, il piano è semplice ed è già stato settato. Già abbiamo preparato pure l'equipaggiamento, già abbiamo fatto tutto. Allora Gianmarco, la situazione è questa. È la seguente. Noi abbiamo portato un pochino di cose in giro. Ah no, non dovevo uscire, ti devo far vedere una cosa. Allora, aspetta, torniamo un attimino giù. Allora, Sam, scendi un attimo giù. Allora, Gianmarco, ti presento un nuovo compagno di viaggio. Abbiamo un nuovo amichetto con noi che ci aiuterà. C'è Dolmen con noi. Alan Wake. Kind man, willing to pay so much attention to a doll like me. Alan Wake. E ti parlo. Perché c'è Alan Wake? Allora, ecco qua. Tanto i caricamenti sono veloci. Che cazzo ce ne fotte? Sono andato un pochino in giro. Ho aumentato di stelle i vari avamposti. Sbloccato cose. Mezzo motorizzato. Qualche struttura nuova, ho capito il sistema di questo, ho capito come aiutare le persone. Ho già tutto pronto, Gianmarco, noi adesso dobbiamo fare questa cosa qui. Allora, ho già impostato anche il tragitto. Noi siamo qui, Gianmarco. Siamo qui in questa zona. Dobbiamo scalare semplicemente questa montagna qua col mezzo. Ok. Dobbiamo scendere di qua e dobbiamo andare qui. A livello di trama, cosa è stato spiegato quando è arrivato il sottomarino? Lo vedi sto portale? È collegato con l'Australia. Tu entri qua e esci in Australia. No, Gianma, non l'ho scritto io ti racconto solo i fatti. Ora, giustamente dobbiamo andare in Australia per sistemare e ampliare la rete per capire anche nelle altre parti del mondo che sta succedendo. Certo. Quindi arrivata Fragile ha detto Sam, svegliati, diamoci da fare, cerchiamo comunque lui, vediamo di trovarlo, anche se il BB è cresciuto, però ogni tanto lo vediamo un po' come polpetto, è un pochettino strano, Ha detto Fragile, tu entra nel portale, ti teletrasporti in Australia col portale, colleghi qualcosa col Cupid di là e noi col sottomarino arriviamo in Australia. Là sta il portale, Sam, vai. Visto che Higgs non si è ancora visto ed è una bella zona grossa come fight, potrebbero succedere dei casini. Ho sbloccato delle armi nuove, ho sbloccato delle munizioni nuove, bombe e cose varie. Robe nuove. Robine nuove. Allora andiamo a scendere da qui. Ok. Allora, vediamo un attimo. Sì, già possiamo andare per di qua. Ok. Dovremmo riuscire a farcela in una botta sola, ma prevedo comunque un po' di difficoltà con qualche problema durante il viaggio. On the beach. On the beach. Ok, lui ci ha dato dei mi piace.
Credo che fu di allarme. Sì. Oh, che cazzo è? Ma perché dobbiamo andare lì in mezzo, porca la miseria? Ehi, moto, vai con calma. Dimmi là. Allora, ringraziamo sempre la PlayStation 5 per quello che ci sta facendo vedere. Grazie mille. Ma aspetta, non litiga con le rocce. Sempre. A posto. Laghettino, ma ci sta. Allora, noi dobbiamo entrare qua dentro. Ci sono dei fulmini. Userò la toilette. Prego. Ok, allora. Qui c'è il terminale. Ok, attraversa il Giovarco e raggiungi un altro continente. Senza fight, senza niente. No, ecco i problemi, a posto. Eccoli qua, ok. Ok, questa è la scena che si vedeva nel trailer. Mo stiamo uscendo da un culto come la Wick. Mo anche qua un altro culto. They almost look like they're on a pilgrimage. They can just waltz right through the gate like that? It would seem so. Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security. Or at least allow us to maintain a record of whoever uses the gate. It bears repeating that the UCA does not intend to restrict access to it. They only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. Ok. Qui è partita la processione delle tonache rosse qua. It's a gatequake. C'è pure un terremoto. Ma Samurai l'hai ricordato? Non ancora. Big one at that. Ma mo questi del culto qui sono. Amici E stavano trasportando una bara e mi sembra dal trailer che quella da dove esce Hudson mi ha ricordato Hudson per qualche motivo. Let's make our way to the plate gate. Allora, quando viaggi tra i continenti attraversando il Giovarco non puoi portare con te carichi da consegnare, inclusi carichi smarriti, animali, persone e cadaveri, veicoli nemici. Se provate ad attraversare il varco con una di queste cose al seguito verranno lasciate nelle vicinanze del terminale delle consegne del Giovarco. Ah, vabbè, vero? Dove possono essere recuperate e depositate al suo interno. Vabbè, Noi le abbiamo puoi- attrezzatura. Qualsiasi cosa comunque te le lascia là. Vediamo cosa ci lascia e capiamo cosa possiamo. Tanto mo sarà dura la prima zona. Come accadeva nel primo quando passavi alla zona successiva. Dobbiamo arrivare al primo punto di collegamento, farci le risorse e un attimino crearci quello che ci serve. Quindi mo diciamo che iniziate a Stranding 2. Questa era la zona tutorial. E mi prendi un fulmine in testa. E noi passiamo di qua. No, perché il viaggio no, mi è simpatico per questo. Allora fatti colpire. Scusi, Mi mi vorrebbe cantare una canzone, Sto scusa. viaggiando Naci. Cantami una canzone, no, dammi un pugno, viaggio Antonacci, perdona. Palle, non si può mai fare niente. Magari pure. Ok. Specchio, come se fosse uno specchio, sì, l'avevo notato pure prima sta cosa. Tocca un po'. Vabbè, Giamman, ti fa domanda. No, vabbè, figurati, devi No, dare ma- sa che disonore queste cose. Ma non noi- mi sorprendo. Siamo messi così, no, mo problema fosse la baletta. Cioè, va bene, non ti arrivati adesso. Tocca un po', dai. Ok. Ricordiamoci sempre che Kojima non usa droghe, è così naturalmente. Forse deve usare, vabbè. Fategli fare i giochi sempre liberamente a così. Fatelo fare. Oddio, quando esci? Qualcuno ci rimarrà secco l'infarto sicuro.
C'era delle falde blu nella stanza che parlavano tutti quanti. Le 5 entità come si vedevano nel primo, ok. Però prima se ne sono viste molte di più. Anche a te. Salve. C'era qualcuno in ginocchio, la figura centrale era inginocchiata. Power Ranger. Non si sono mai mosse, sono sempre state immobili. Quella si stava abbassando. No, si è abbassata. A strange place if ever I've seen one. Ok, dove siamo? Ok, gli utensili li abbiamo avuti. Siamo in Australia, Gianmarco. Allora, dobbiamo arrivare là. Abbiamo già una mappa? Ok, allora. Oh no, le montagne con la neve già subito. Oh no, 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 no. Faccio cazzo, è grossa come zona. Ok. Ok, come prima zona qui ci resteremo già un bel po'. Qui c'è una città bella grande. Che non è Marano. Che non è Marano. C'è un lago. E non è Alan Wake. Forse. C'è un portale nell'acqua. Sì. Questa zona, qui c'è un'altra base. È una piccola cittadina. Sembra Auchan, centro commerciale grosso. Non so fuori se sia città. un dici che è l'Ocean di Giuliano? Ce n'è un altro qui, un altro deposito grosso. È che c'è il deposito di DHL. Ce n'è un altro qui giù, c'è qualcosa. Allora, Kojima, se per caso tu, nella tua dolce e folle mente bacata, io mo... Mappa tutorial, ok. Mappa Australia. Ah. Dead Stranding 1, il primo era quello dove succedeva, però se non voglio fare un'altra mappa medio grande così, più la mappa finale in un altro continente e siamo tutti d'accordo? Ci divertiamo da qui fino a Natale? Parla tu con idea. Così, no, non c'ho il contatto, se ti posso mandare un messaggio, però io intanto lo gioco. Ah, ma poi hai visto oggi Resident Evil? Sì, ho recuperato il video stamattina, non c'era la demo. Sembra interessante. Oggi, qualitativamente allora molto sono apparsi dei video sul portale di Resident Evil, lo dico prima così che qui è una zona di cazzi. No, e non si mette in pausa. Ah, non funziona, siamo qui in player. Si mette in pausa, però per sicurezza vediamo che succede. Sono stati rilasciati altri filmati d'approfondimento e mi riguardo in questi giorni. Quello che è stato detto e che è emerso comunque da quel video di ieri sera, questo è un requiem. Quindi tutto quello che è stato Resident Evil finora, quindi trame vecchie, personaggi sospesi, piccoli easter egg, ad esempio Resident Evil Zero, Billy Cohen, il co-protagonista, si salva e sparisce per Raccoon City, non si sa poi dopo anni questo che fine ha fatto. Non si sa più. Uscì una cosa carina nel Resident Evil 3 originale, tu lo finivi più volte, ti sbloccava dei mini file di testo e dicevi i personaggi importanti della saga che fine avevano fatto. Ok. Ma non dico pure a quel livello lì, però se Capcom con Requiem mi chiude file, hai saputo che fine ha fatto quello? No, perché Zero è uscito dopo. Ah, ok. Quindi se con questo Requiem chiudono tutte le mini trame in sospese da anni per i fan di Resident Evil e vogliono iniziare un ciclo nuovo, hanno parlato anche di Raccoon City dando degli approfondimenti. Germà, c'è il rischio che possa uscire un bel Resident Evil, anche per quello che hai visto a livello di gameplay pure tu. Ma va interessante. Bello e con una storia che mi chiudi una parte di cuore e poi mi dai altre cose e io sono contento. Andiamo a Raccoon City per l'ultima volta, chiudiamo sto capitolo, chiudiamo il libro e andiamo avanti. Però chiudiamo con stile. Se Capcom sta dirigendo Resident Evil 9 così va bene. Un po' più horror, qualche puzzle in più, un pochino di esplorazione, prima persona, terza persona, l'atmosfera già c'è, la grafica è fatta benissimo. Vai Capcom. Mo sarà una stronzata, ma io voglio sapere che fine ha fatto Billy Cohen.
Poi c'è anche, conoscendo e visto il nome del canale, in Resident Evil 6 c'è il figlio di Albert Wesker, Che non si si è più chiama? It's not so Jack, bad. e non c'è il cognome del padre, No, però Mauser, ma non lo ricordo. Ah, boh, figlio questo. Fai tutto Resident Evil 6, Sì. finisce che nel suo ending, che lui è in un villaggio di un paese africano, Ok. visto che è diventato buono e non è più un mercenario, ci sono delle armi biologiche fuori, dice vicino a un ragazzo, dai dammi una mela, ti sconfiggo i mostri, lui esce fuori e prende a cazzotti tutti, perché è forte, ha un po' i poteri come il padre. Sai tu che fine ha fatto? Non si è più saputo niente. No. Dimmi è morto, va bene anche così. No, ma se il figlio di Dimmi è Wesker non può morto, morire. però non mi lascia sta cosa che è in giro per il mondo fa cose. Vabbè, sta facendo il Kung Fu in giro per il mondo. Oggi dice che c'è di male. Allora, Ma è così? Ma il pupazzo? Dove sta il il pupazzo? pupazzo è sempre con noi, Gianmarco. Ah, eccolo là. Allora, Alan Wake. Ok, stiamo ampliando la rete, ottimo. Ok, connessi, a posto. Oi Ok. Christian, bentornato. Oi Christian, allora siamo riusciti ad arrivare in Australia, non sono successi cazzi, però la mappa da esplorare mo è bella grossa. Cazzo, sono tutte zone da collegare. Sì, no, per me guarda, sì. Così vai, dimmi tutte le 800 cose da fare, ma vai proprio tranquillo. Ok, allora. Grado S, abbiamo attraversato un portale alla fine, niente di che. Ok, siamo saliti un pochino di livello. Thanks again, Sam. Ok, Fragile, siamo qui. Perché è vestita da uomo delle nevi? No, ha abiti simili militari perché è la comandante del sottomarino, più che altro, diciamo così. Il nostro finanziatore. Molto domani non ti preoccupare Christian, quando devi andare vai tranquillissimo. Vai tranquillo, Chris, vai tranquillo. Poi devo andare a lavorare domani. Ok. Purtroppo è inevitabile. Con questo ci possiamo muovere tranquillamente. Ora io devo sapere chi è sto finanziatore, quindi andiamo subito a capire un attimino come funziona. Ma Cristiano Allora. aveva visto prima il piccolo Alan Wake? O se n'era Allora, si era allontanato? No, non penso l'abbia visto. Eccolo qua, c'è questo piccolo pupazzetto con noi che sembra un piccolo Alan Wake e parla un pochino. Un po' come Alan Wake. Perché a Kojima piace Alan Wake. A Kojima piace tutto, anche il Two pisnello. wheels up. Ok. Più vicino. Abbiamo fatto pure la battuta prima, abbiamo visto. Allora c'è tutta sta mappa da esplorare e da camminare in lungo e in largo. C'è un lago, noi ci staremo lontani, che non è Alan Wake questo gioco, ma noi già un simile ne attiriamo, è fatta. Che Poi visto che Sam Lake appare in Dead Stranding 1, fammi arrivare da una parte, appare Sam pure Lake. in Death Stranding 1 c'era sempre lì. C'era Sam Lake. Cazzo. Vabbè, quelli sono amici. Tutti amici. Tu non vuoi che qui in mezzo c'è qualcosa? Qui c'è palesemente Tu qualcosa non di vuoi forte. che qui in mezzo c'è qualcosa? Sicuramente, lo zio, c'è qualcosa di fortissimo lì in mezzo. Anche in quell'altra là, va? Qua giù? Lì, là in mezzo. Destra? Là. Qua in mezzo, oggi, questo piccolo pezzente di terra qui in mezzo. Pure E là il c'è problema è qualcosa. che in sto gioco noi davvero possiamo andare ovunque, quindi sta mappa mo ci cammineremo per settimane. Logico, questa domanda per te, voi, Mi potete spiegare l'impasto la trama del gioco? del primo gioco. Allora, Cream, è successo qualcosa? Ecco, la civiltà era messa come noi, all'improvviso c'è stato uno scoppio, una sorta di bomba, e sono cambiate le regole dell'umanità. Se tu muori, il tuo corpo viene trasferito su quella che viene definita una spiaggia, che è una specie di al di là. Sulla Terra sono apparse una sorta di creature chiamate Sia, che sono collegate a questa spiaggia, a questo mondo alternativo, a questa al di là, e le persone si erano chiuse in casa perché avevano paura di uscire. Giustamente sono nati i corrieri per trasportare i pacchi tra le persone e dare una mano. Si è tentato di ricollegare l'America, ma nel primo esce fuori che era tutto un piano delle entità diaboliche per distruggere tutta l'umanità. Tu per vedere queste entità in giro per il mondo e
camminando in giro facendo le consegne o vivendo o cercando di vivere una vita normale, ti metti sullo stomaco collegandolo al tuo cervello un bambino in una sorta di utero virtuale in un pod che ti riesce a far vedere queste creature. Il protagonista Sam si ritrova invischiato in una situazione, dà una mano a riunire l'America, si affeziona a sto bambino e decide di non metterlo nell'inceneritore perché non è un oggetto ma è una persona con cui abbiamo vissuto nel primo un bel po' di esperienze e accadono cose che non c'è bisogno di spiegare adesso. Trama del secondo: il bambino è cresciuto, qualcuno ci ha assaltato in casa, hanno tentato di rapirci il bambino, non sappiamo più dov'è e stiamo lottando contro queste entità e contro qualcosa che sembra voglia distruggere ancora il mondo, perché sembra che queste entità stiano continuando ad aumentare. Questo è un attimo un breve riassunto di tutto. Noi adesso siamo arrivati in Australia tramite un portale. Dobbiamo capire un attimino qui chi è che ci sta dando una mano. Io credo che sia... come cazzo si chiama? Non ricordo il nome, ma non lo vediamo. Noi adesso dobbiamo andare in tutte queste zone camminando piano piano, costruendoci mezzi e quant'altro. Abbiamo tutta questa da esplorare, collegare tutte le singole città e avamposti, portare pacchi a destra e a sinistra, lottare contro accampamenti di banditi, contro entità, contro giganti, contro mostri che escono dal sottosuolo, terremoti, maremoti, neve, casino, problemi. E intanto dobbiamo cercare il bambino. Ah, poi all'improvviso è apparso un ninja, no, una sorta di samurai con una katana che ci ha aiutato e poi è sparito all'improvviso. Non ci chiedere chi fosse perché non ne abbiamo la più pallida idea. È apparso, ci ha salvato, noi stavamo per morire, ha dato 3-4 botte e ci ha salvato. Il finanziatore potrebbe essere Die Hardman, non mi veniva in mente il nome. Potrebbe essere lui. Lui alla fine era diventato il presidente dei nuovi Stati Uniti, però poi si è ritirato. Allora, vediamo un po'. No, Sam, non ti arrampicare, non sei Spider-Man. Vai da qui. Allora, Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. ok, il finanziatore sta nel posto? No, mo si attiva l'ologramma. Hello, Sam. My name is Charlie. Charlie's Drawbridge's patron. Hear me out, Sam. Scusami un attimo, chi I sei want tu? you to help us bring Australia into the network. Tu sei tipo il mago di Oz, c'è qualcuno dietro. Oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. Abbiamo visto quello che hai fatto in Messico, è più di uno. What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am. No, aspetta. I'm not APAS, nor am I your enemy. What, you think I'm just gonna trust the words of some faceless mannequin? I need you to trust me. I'm the one paying for the ship and this whole operation at considerable personal risk. Nah, I want to see a face, or no deal. A face, very well. Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. Non chiamare la faccia di How's Amelia, this? Pick one of your old comrades and I'll speak to you with their voice. Who would you like? Who would you trust? Però se me la metti così, ma sei un pezzo di cacca, però. Kojima è un pezzo di cacca. Ma in senso buono, ma io ti Sempre. devo mettere Deadman. Ma io Guglielmo lo voglio ancora in gioco. Parlami come Guglielmo. Mi dispiace per Hartman che penso rivedremo. Die Hardman forse lo rivedremo. Locke la rivedremo, ma Deadman sappiamo già che è morto, non lo rivedremo mai più, se n'è andato. No, facci parlare con lui. Parla come lui. Ecco, Dead man. I'm well acquainted with the dead.
Ah, ok, possiamo vederli tutti, così li facciamo vedere pure in live. Allora, Sam, it's Hartman. lui ha studiato le anomalie, ha perso la sua famiglia che è morta in una delle prime esplosioni, aveva un affare attaccato al cuore, la sua vita consisteva in sveglio, aveva una stanza completamente infoderata con materiali anti-urto, ogni tot minuti, ma non ricordo il numero preciso, questo macchinario gli fermava il cuore e lui si uccideva mettendosi in una sorta di sospensione avanzata, perché lui andava su tutte le spiagge, quindi che ogni persona che muore alla propria spiaggia, lui è andato cercando la sua famiglia che è morta e non è riuscito più a trovare, mettiamola così, morendo ciclicamente giorno dopo giorno, e gli si è deformato il cuore. It's been a while, but not really. Mulligan, Lochno, we're the same. Allora, ma non ricordo se lei o la sorella, è che è una storia di due sorelle, a me mi sembra che era Lochne, ci dà una mano nel primo e migliorandoci un botto l'equipaggiamento, però lei era bloccata in questo laboratorio e non poteva assolutamente andarsene per un semplice motivo. Quando è avvenuta la prima esplosione, quel posto era un ospedale, lei era incinta e stava partorendo. Il momento esatto dell'esplosione è stato mentre lei stava tirando fuori il bambino, mettiamola così. Il bambino è morto in quel preciso momento, lei sceglie di restare in quel posto lì perché è restata attaccata al cordone ombelicale con l'anima del figlio e non riusciva ad abbandonare quel posto. Tutte storie allegre in Dead Stranding, non vi preoccupate. Die Hardman. Sam, this is Die Hardman. Sembra Will Smith, ma non è Will Smith. Però noi mettiamo Benicio. No, Benicio, Guglielmo. C'è un problema con i fratelli, ogni tanto confondo. Vabbè, No, va, dai. I'm well acquainted with the dead. Parlaci con loro. No, sbagliato io. Di qua e poi di nuovo a sinistra. Call me dead man. I'm well acquainted with the dead. Ok, vai. Last I heard, he took a one-way trip to the beach. Seems a little soon, don't you think? Charlie. Ah, me l'hai tolta la scelta. Quindi non posso scegliere io, perdonami. Io ti metto Hartman. Sam, it's Hartman. Scegliamo Hartman. No point. The man himself will be joining you on site in Australia. Charlie, ma mi stai perculando e nessuna di queste scelte è buona per caso? It's been a while, but not really. Mulligan, Lochno, we're the same. As I'm sure you are well aware, Mama's card now resides within Lochna. Adding my persona to the two sounds confusing. Così non ho No, fatto let's spoiler avoid grossi per il that. primo. Possiamo mettere lui? Sam, this is Die Hardman. All right. Pulling up his profile from the database. Dovevo scegliere per forza How lui. about now, Sam? Mamma mia del Carmine, madonna, sei inquietante. You tell me, old buddy, Oh, if this is a UCA sanctioned op, who knows about it? You misunderstand. Then again, Oh, there's a yeah, lot yeah, I still yeah. haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. I'd like you to meet the president. chi è mo questo? The C'è guy un who altro took over after presidente? Die Hardman? Not precisely. Però che di The presidente UCA ce n'è doesn't uno, have a tutti gli altri presidential system anymore. sono nessuno. Die Hardman was the first and only president, making it one of the shortest-lived Okay. single executive administrations in history. One can only guess what he felt about it. Previously, the president was subject to the will of the people via popular vote every 4 years. APAS, however, is far more efficient. It can ascertain public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. President guy? You just told me he isn't really the president.
He is not the president of the UCA. Rather, he serves as the president of APAC. APAC is a privately owned corporation responsible for the operation and oversight of APAS, a service provider to which we may delegate day-to-day governance. The end? Your performance in Mexico was exemplary. We cannot thank you enough. Ok. Well done. Il presidente. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. That means you, Sam. And you too, Fragile. APAS has determined that you have the highest probability of success in this endeavor. APAS and the Chiral Network are all built on UCA tech. If you expand their reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well, aren't you? A valid concern. But it wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC, a private corporation. The UCA has no involvement whatsoever in this matter. Sam, it may interest you to know that linking up Australia will also serve a greater goal. Dov'è l'inculata? You see, the plate gate that connects North America and Australia only matured after you united America with the Chiral Network. On that basis, we believe that a new gate will manifest somewhere within Australia once full chiral connectivity is achieved. Perché hai sto simbolo dietro al collo? Tu fai parte di quel culto che apparso prima. Tu stai a fare il doppio gioco, presidente. With this information, APAS can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. No, questa è una storia peggio dell'altra, gestite, aperte, chiuse, qualunque cosa, però storie molto toccanti. We will be one step closer to reclaiming a pre-Death Stranding world where everyone Presidente, tu non mi is part of a convinci. greater whole. I hope my answer alleviates C'aveva your qualcosa concerns. sul collo, era una specie di ragnetto che si è Guess mosso. so. Tell me, though. Who's Charlie to you? He may speak for me as necessary. Sam, spara al To presidente, ensure ci the risolviamo i operation problemi adesso. proceeds according to plan. Our No, in faccia, corporation, sulla gamba? however, L'essere umano pure no. calculate what factors are C'era un essential for ragnetto che si è success mosso and sul will collo. provide you with direct support. Welcome aboard, Sam. Charlie, we'll take it from here. Presidente, tu puzzi, vai via. Scendi dalla nave, presidente. It will be your job to travel the continent and connect the people, Sam. But know that everyone on this ship is ready and eager to Oh, back you ehi, up. ehi. You won't be on your own this time. So, you're gonna do it? No, quella donna vestita di rosso era l'entità cattiva del primo. Ah, ok. Era in parte la sua ragazza che poi si è sdoppiata ed era sia giovane che vecchia, sia Vabbè, dentro che sì. poi Kojima. Così. Did it before. Però non dovrebbe esserci, mo non... fin quando lui la vede che si ricorda di lei e gli manca, va bene, ma se... Allora, con l'orario ce la facciamo, vediamo di raggiungere almeno un punto e scopriamo la mappa nuova. Allora, gioco, cosa ci fai fare adesso? Si va a letto. Polizia. In tutte le linee temporali, in ogni parte del mondo, anche in Australia, si va a letto. Io ho detto, mossa la notizia. Whoopi Goldberg è entrata nel casting in Posto al Sole. Perché? Come? E come si Fabrizio Corona trasessi da NCIS New York? Non ho capito. In effetti ha senso se non sai fare altro col corriere non puoi rifiutare certe cose, altrimenti rischi di perdere il lavoro. Ah, una situazione del genere poi soprattutto è... Fare il corriere mentre fuori... Cioè davvero ti puoi trovare una sorta di fantasma davanti alto 2 metri che ti ammazza in 2 secondi? Non è una bella cosa questa. Come ha detto Pierluigi. La toppa di Kojima Production
Ah, ciao Pierluigi, non avevo letto, scusami. In Kojima è per sempre. Al momento non posso fare altro che le toppe. Allora, personalizza, aspetto che cosa ci ha dato. From Sapiens to Ludens. Sedia persone che non Buona posso dire sede anche a te, e che non quello. fornito di apparecchi. No, non ci sente, quindi dice, perché non ha le cuffie, non può sentirci. Saluta con la mano. Ah, ok, ciao. Ciao. Da solo. Non abbiamo altro. Un ragazzo strano comunque, è un ragazzo molto curioso. Ah, non mi sente. Allora, Dolmen, che ci dici? You know, it looks as though you've been issued a few different hats, Sam. Why not experiment and switch up your headgear to suit your mood? You can also change the outfit I'm wearing if you like. Già ti abbiamo appena I shall cambiato il put vestito. my faith in your impeccable sense of fashion. Tu sei un Alan Wake che non è Alan Wake. Cioè, se io lo guardo e penso a Alan Wake. Good morning, Sam. Sam, been a while since you had a proper shower, wouldn't you say? I hope it's not too much to ask that you continue to take me with you into the field. I know a thing or two about BTs and the dead, after all. Some of it might come in handy. Out of curiosity, Sam, did you notice that the mirror above your sink displays images of the outside world? These images change as we travel and actually show what's waiting for us outside the DHV Magellan when we disembark. Possiamo vedere dallo Prolonged specchio living dove siamo. inside an enclosed space can be bad for one's mental health due to the unchanging environment. That's why I asked Tarman to implement this particular feature. A digital photo frame, so to speak. An easy to understand name, don't you think? Though I'm the only one who calls it that. Anyway, it'll give you a preview of our surroundings. That's sure to have some practical benefits. Grazie mille, Dolmen. Allora, visto che è vero, ci ha detto non ci facciamo una doccia da un po'. Hi, Sam. C'è un gatto che passa, vabbè. Cose nel frattempo. Bello gatto. L'altra volta, prima non è successo, adesso sì, quindi sono pure piccole cose randomiche, sempre che non fa sempre la stessa scena, ok. Allora, abbiamo recuperato qualche cristallo? No, però siamo guariti dalle scottature e ci siamo dati una ripulita. Allora, se dobbiamo andare fuori, ci sono problemi, ci beviamo le 3 lattine, così aumentiamo la stamina di un 25% in più. Non si va a letto, ma si va in superficie. Yeah. Allora, detto fine al terminale e prendi la missione. Io non dovrei vedere i flashback. Don't shoot! Questa cosa accadeva del primo quando ci collegavamo. Stiamo vedendo i ricordi. Ciao quello. Ciao, senti, adesso ci sente. Buonasera. Another curious vision. Sì, ma non si riesce a capire chi è. Allora, where's the terminal? Here, ok. Allora, la missione è semplice. Cammina, vai, cerca di non morire. Sempre. The big one. It's the same deal as America. Ok. The people here are isolated. The cities are cut off from one another. And so, to bring all of Australia into the chiral network,
We want you to cross the continent and link up key locations using your Cupid. To Ok, va begin with, benissimo. you'll connect several facilities in sequence on your way to the West Fort closest Knott, city to okay. here, West Fort Knott. Charlie will brief you on the order that will take you to the first facility. Ok. Your Oh first no, c'è pure destination la is home schermata to così. what they're calling the government. They seek to establish a new administration to fill the void left by Australia's collapse. As the concept of formal governance is a distant Sì, l'ho già memory to passato. most, Credevo they ci opted fosse for a qualche simple boss name. fight, qualcosa così. These Niente, siamo people are passati e siamo currently arrivati in suffering Australia. from the effects of Bello, severe rapido e indolore. contamination. Vabbè, le With armi ce le UCA teniamo per adesso. technology, they should be able to make a full Nel recovery. gusto di un certo The cargo personaggio you'll be storico. entrusted No. with contains everything they Oddio, need for their effettivamente. treatment. If we can deliver it and earn their trust, they should be amenable to joining the Chiral network. Needless to say, it's their business to know the current lay of the land. Ok, And dacci we would sta roba e la benefit from their portiamo. support. We're already seeing anomalous chiralium readings throughout Australia. There's even a BT area not far from where we are now. A BB pod should allow you to use your Ultra deck to ascertain the location of BTs, but it's unclear if that pod will function correctly at this time. Proceed with the utmost caution. Ok, va bene, signor Bustol. Charlie may be our patron, but he likes to get his hands dirty whenever he can. He's been an excellent advisor to us as well. I say this to assure you Sì, that ma any chi è però in instructions realtà? Charlie gives have been discussed with and approved by me. All right, let's get to it. Review the details of the main order on the delivery Però tu lo stai giustificando, quindi è una persona che comunque tu conosci la vera identità. Non è che Higgs in realtà sta collaborando con noi. Allora, consegni il decontaminatore chirale alla base del governo. Il primo punto in Australia deve essere collegato alla rete chirale e è un rifugio che ospita alcuni membri del governo. I sopravvissuti che vogliono ricostruire lo Stato australiano. Il loro rifugio sta attualmente subendo gli effetti della contaminazione chirale. Consegni il decontaminatore chirale per aiutarli. Ok. Allora, dovrebbe essere semplice. Qui noi partiamo da qui. C'è una bella zona delle CA. Porca la miseria. Allora, di qua. Ok. Prendi e porta a casa. Sam, this is Charlie. APAS has been analyzing Che your cos'è actions questa so cosa di far, aggiornamenti? and it seems it's added some new upgrades tailored to your preferred way of working. It's my understanding that additional servers are currently being installed on several beaches, which should result in a marked increase in APAS's processing power. Buonanotte Christian. Due to the Buonanotte, silent nature bello. of the beach, Stanotte the sognerò il potential buon to Gianmarco boost che mi APAS's regala Allora, 5.000 capabilities is non infinite. penso, petrol Its dollari. analysis will therefore grow more non comprehensive as you credo. complete more orders. Meaning you can Allora, expect nel additional primo, quando enhancements to become raggiungevi available la soon. prima mappa grande, quella Experiment with them principale, and see what you like. si creavano le zone dove poter costruire le autostrade. Quindi là ti metti lì e viaggi tranquillamente. Ma voglio vedere qua com'è la situazione. Che la mappa è bella grossa, quindi penso che qui ci siano comunque ancora le autostrade più qualche novità. Gli aggiornamenti APAS. Può sviluppare e potenziare le abilità di movimento e di combattimento di Sam in base al tuo stile di gioco. Memoria 210. Quell'immagine che avevo visto dei potenziamenti ho detto ok, quella cosa mi piace. Ok, l'attivazione di un aggiornamento richiede la creazione di un legame ininterrotto con esso utilizzando la memoria disponibile. Gli aggiornamenti possono essere cambiati liberamente ogni volta che si dispone della copertura della rete chirale, consentendo di personalizzare la propria dotazione ad ogni ordine. Queste sono delle passive che ti mette in base alla banda chirale, più l'aumenti più li puoi interscambiare tranquillamente. Del tipo che fanno, condivisione potenziata. Aumenta il numero di oggetti provenienti da altri mondi che possono essere condivisi all'interno della rete chirale. Di conseguenza potresti ricevere attrezzatura che normalmente non saresti in grado di realizzare.
Possibile applicare più istanze di questo aggiornamento aumentando ulteriormente il numero di oggetti che possono essere condivisi. Quindi se entriamo nella rete chirale di un giocatore che ha già l'equipaggiamento di livello 3 o 4 oggetto nuovo che noi non ancora abbiamo sbloccato, c'è la possibilità che ce lo troviamo in giro. Visualizzazione e analisi meteorologica. Le previsioni sono molto accurate ma non infallibili. Stai attento a non guardare direttamente il sole. Hacking rapido, box postale muli, ok. Caricatore di emergenza del veicolo. Oh, fai l'avviamento al veicolo usando la batteria della tuta come emergenza. Sì. Filtraggio dell'acqua migliorato. Aumenta la capacità di filtraggio dell'acqua della borraccia, consentendole di riempirsi più rapidamente quando viene immersa nei fiumi o esposta alla cronopioggia. Teoricamente anche il sapore dell'acqua dovrebbe essere migliore. Soppressore di rumori semplici. Pezzarola. Questo diminuisce il rumore dei passi. I proiettili fanno più male. Passaggio istantaneo del carico. Genera istantaneamente un campo elettromagnetico a ogni caduta di Sam, legando il suo carico e impedendo che si disperda. Al momento dell'attivazione consuma una piccola quantità di energia della batteria di Sam. Per ogni attivazione è necessario un tempo di attesa prima che sia possibile fissare di nuovo il carico. Puttana tua sorella, potevi uscire oggi prima che cadevamo nel lago, nel fiume? Porcaccia la miseria, mo' è uscito. Cambia modalità sensore. Vede più il largo ma con meno cose che trova. Ok, scanner topografico avanzato. Questo per vedere meglio il percorso e come muoversi, ok. Aumento del numero massimo di contratti strand. Ok, il segnare amici nei menu di gioco. Ma quindi all'anno sveglio secondo è stato compiuto? Sì, è stato compiuto anche con piacere e con enorme soddisfazione, visto la bomba di domanda che ha fatto Christian, che porca la puttana, non mi aspettavo. Il ragazzo ha colpito esattamente nel centro. È fortissimo. Madonna mia. Allora, dispositivo che analizza la situazione in tempo reale ed emette automaticamente richieste d'aiuto allo scopo di ricevere supporto per l'ordine successivo. Questo lo attivo. Abbiamo 150 di memoria. Allora, quello sicuro da voler attivare è questo. Meno rumore, ma abbiamo una zona con le CA e un pochino d'acqua. Questo però, ok, sono divisi in zone e si sbloccheranno gli altri, perché ne avevo visti un bel po' nella pagina. Ok, diciamo si è fatto una domanda su un personaggio che manca da un bel po' di tempo, ed è un personaggio collegato ad un altro titolo Remedy, a Control. Ha fatto la domanda proprio giusta, chiedendosi ma sta persona che sta facendo, e troverà risposta appena arriveremo a quel punto. Possiamo partire, ok. Il percorso ce l'abbiamo, non andiamo in moto perché la zona è piena di CE ed è inutile. Potremmo andare con i mitra e ci facciamo la boss fight, ma no grazie, siamo appena arrivati in Australia. Allora, noi dobbiamo arrivare là, facile, sono 935 metri, non so. Sì, troppo avanti quel ragazzo, stiamo creando un piccolo mostro. Allora,
La passeggiata al momento è tranquilla. Però iniziano già i cutscene. Oh, un bel cristallone. Vedi qua. Ecco. Crono pioggia. Crono pioggia. Crono pioggia. Il cazzo del meteo mi sarebbe stato utile, ma va bene. Però quando piove ci sono i cristalli. Allora, vediamo se riusciamo a stare. Ok, qui qualcuno ha provato a passare. Ecco qua. Brutta zona. Quando fa così ci sono le CA. Ce n'è pure una gigante perché sento il terreno che vibra. Madonna, perché è diventato tutto rosso? No, questa è zona di merda, ragazzi, aspettate un attimo. Aspetta. Prepariamoci un attimo. Ecca là. Allora, se passiamo silenziosi, sono le bestemmie provenienti dalla spiaggia, sì. Must be a BT somewhere nearby. Keep an eye on your other deck's movements as you proceed. Allora, noi da come si muove quell'affarino lì sopra capiamo in che direzione dovrebbe essere. Dovrebbe essere qua davanti. Ragazzi, fate una clip perché io l'ho vista, la sto giocando, quella cosa che è accaduta, ma io non l'ho capito. Ho fatto delle capriole, si stava... Non lo so, ragazzi, che cosa è. È impazzito all'improvviso, cioè... No, non lo so, vabbè. Allora, segni promettenti. Ok, l'abilità che abbiamo attivato, noi adesso abbiamo messo sta richiesta a terra. Se qualcuno nel mondo sta giocando adesso a Death Stranding e ci mette un'arma qui dentro, ci arriva qui. Se non facciamo testa e muro, abbiamo fatto testa e muro. Uno ci dà una mano. Dai, è uscito ieri il gioco, non potete già stare alla fine. Si vince che pippare fa male, succedono queste cose. Io ho soltanto fatto con la levetta sinistra in avanti, come sto facendo da ore, non so che è successo. Allora, andiamo con calma. Allora, c'è una tettoia per la cronopioggia. Noi ci possiamo sostare un pochino. Tu non ti preoccupare, vai avanti, con calma. Io sapevo che l'Australia era pericolosa, ma non credevo fino a questo punto. Oh, è anche di livello 3, ottimo. Li sei meritati tutti. Le versioni potenziate rilasciano anche lo spruzzino per riparare i pasti. Oh, ma tu sei grande. Dovresti avermi dato un bel po' di cristalli, che sei quello grosso, non sei quello piccolo.
non vale neanche la pena di farti fuori a questo punto. Da pochi materiali. Sì, il sangue di Sam, visto alcune cose che ha dentro, respinge queste entità. Però ce ne vogliono quasi 5 per farlo fuori e non da cristallo in cambio, non mi sembra un buon affare al momento. Certo, se si incazzava era un problema. Allora, se ci sentono, noi possiamo anche tenere premuto R1 e tapparci la bocca. Se ci sentono, arriva il cacciatore, mettiamola così, ci trascina, si rompe tutto e parte una boss fight con un'entità molto grande. Se la sconfiggiamo, prendiamo un bel po' di cristalli e un po' di cose. Ragazzi, ci sarà tempo e luogo per quelle fight, ma non è adesso. No, adesso ci rompono il culo 10 volte su 10. No, sto qua, quello, sto qua. No, c'è, non ti preoccupare. Sam, perché sei... Sam, perché sei inciampato? Perché hai fatto bordello, Sam? Sam? Sam, hai fatto una brutta figura. Io mi permetto di dirtelo, sei letteralmente inciampato. Non si abbassa neanche adesso, c'è un problema. Dov'è? No, non me ne è andato quello, mica sono appena, se vado in bagno lo dico, non ti preoccupare. C'è un problema. Sam, aspetta, Sam non sta bene per la botta che ha preso. Dobbiamo andare avanti però, Sam. Sam, c'è qualche danno grave, non hai mai camminato così. Allora, aspetta, fermo. Sam, bevi un po'. Ho fatto male quando ha dato quella craniata sul muro. Il carico è lo stesso identico di prima. Vai, Sam. Sì, giustamente ci sono anche i terremoti, perché no? Vai, Sam. Sam, vai. Sam, fermati, Sam. Torna indietro. Aspetta, abbiamo un problema grosso. Allora, ce la possiamo cavare solo così. Dice che è troppo, questi due col fiffero, questi due col fifferacchelo. No, ancora troppo pesanti. No, ma questo non lo posso lasciare, questo è quello di missione. Allora, la scala la dobbiamo fare adesso. E un fucile d'assalto. Ok, ecco qua. Allora, ottimo così. Vai, Sam, Porter Bridges. Sono stati poldati. Ok, vabbè, vai, Sam, attento. Okay. Tanto il primo viaggio, va bene, non dobbiamo essere impeccabili, capire le zone e migliorarci sempre più. Dovremmo essere anche vicini alla zona. Ok, ci siamo fatti. Questa era solo la prima parte, ottimo.
Oh cazzo, come scendo mo da qui? Merda, un altro gigante. Però cassa carico rovinata perché c'è la cazzo di pioggia. Cheers. Oh, però aspetta, abbiamo il chiodo per l'arrampicata. Aspetta. Forse le divinità ci assistono. No, Sam Porter Bridge, fermati, non fare il Sam, fermati. Allora, metti Yodel. Allora, mettiti bene. Dovremmo farcela. Oh no, mi devi abbandonare il piano. Sam sali, che ti è stata da dietro. Oh no, ammazza. No, lascia la porta aperta. Ti si è rotto il pacco di missione. Oh porca miseria. Boh. Ok, aspetta. Allora, facciamo così. Riorganizziamoci. Cazzo, ci ha visto anche da un bel po' lontano. Non credevo avessero sta visuale. Allora, ce la giochiamo diversamente. Allora, facciamo in questo modo qua. Ci prendiamo queste. L'altra granata e il fucile. Questi qua ce li mettiamo nello zaino. Ci mettiamo più quello di missione, ci serve spazio. Sì, la zona più vicina è questa qui, però mo ci andiamo un attimino diversamente. Non avevo portato dei CP, non credevo che fosse una zona già così impegnativa. Va bene, poi risolviamo diversamente. Che mo facciamo? Un po' di armi ce le abbiamo, granate di sangue e quant'altro. Lo facciamo così, aspettate. Andiamoci un attimino per bene. Ci dobbiamo controllare i social media e quant'altro. Allora, mettiamo prima nell'armadietto privato le cose che non ci servono. Anzi, mettiamo tutto. Partiamo in maniera pulita e ci organizziamo un attimo tutto l'equipaggiamento per bene. Allora, questo metti nell'armadietto privato. Allora, noi siamo nudi come il culo di un macaco. Allora, borsa di sangue piena, la prendiamo. Questa la prendiamo. I paracasse, assolutamente sì. Una scala. Questi qua. Iniziamo a metterli nello zaino. Questi qua che sono perfetti li indossiamo. Questi qua che vanno ancora bene ce li mettiamo alla clip degli stivali. Allora, voglio vedere i fucili. Ok, già gli abbiamo fatto il potenziamento proprio contro le CA, quindi con dei fucili d'assalto e qualche granata dovremmo stare un attimino tranquillamente. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3 su 15, facciamo 20 e 2 di queste per depistarli. Questo metti tutto nello zaino. Aggiustati un pochettino. Cazzo che nessuno ci ha dato l'esoscheletro ancora. O c'è nella zona vecchia portando avanti. Credo che ce lo dia
quel prepper bacca. Ho visto quando costava l'aggiornamento alla versione premium e diceva esoscheletro dorato di bacca, la versione limitata placcata in oro. Quindi se portiamo quella a 5 dovrebbe darci l'esoscheletro e possiamo portare più facilmente le cose. Allora, mo per una cosa di principio dobbiamo fare una cosa: fabbricazione 2 di questi. Questi ce li mettiamo nello zaino, doniamo tutta sta roba qua a qualcuno. Thank you for your cooperation. Okay. All contributions are welcome. Allora, parte 2 ancora più incazzati di prima. Similitudine forbita. Ogni tanto qualcosa di buono lo facciamo anche noi. Quando capita, se capita, noi cerchiamo di farlo di capitare. Non è garantito il successo però, indichiamo prima. Allora, questa e sono tutti i punti bonus. Qualcuno ha fatto un pontel. Giro largo no, che è un poco da figli di puttana adesso così, quindi noi ci concentriamo e facciamo di nuovo la sezione, ma con equipaggiamento diverso. Piano. Ecco là. Allora, la tettoia era, mi sembra, sulla stradina a sinistra. Serve quella per riparare i pacchi nel frattempo. Sì, ma non riusciamo a passare di là adesso. Keep an eye on your other deck's movements as you proceed. Adesso ci andiamo in calma e tranquillità. Non ho messo il potenziamento, non voglio già usare le previsioni del meteo, voglio vedere modi di affrontarla, ma è una cosa di principio, devo vedere di farla con lo stesso equipaggiamento. Poi dopo cambio di slot, e questa è la cosa bella, quelle passive le puoi cambiare in qualunque momento. Andiamo per i fatti nostri e noi ce ne andiamo di qua, che penso che ci sia come nel primo. Qui l'hanno messa come abilità secondaria. Una volta che mettiamo la tettoia per la cronoproggia, abbiamo le previsioni, possiamo far avanzare tranquillamente il tempo. Qua comunque è una zona scriptata, perché comunque è la prima volta che la attraversiamo, quindi sarebbe pure un attimino inutile. L'unica cosa che ci conviene fare, visto che abbiamo un CP
with the penis, perché giustamente la zona è ostacolata. Dobbiamo trovare il punto preciso. Oh, aspetta, ok. A posto. Ecco qua. Almeno così l'abbiamo messa noi e stiamo a posto. Dipende come l'hanno gestita. Se è come nel primo, una volta che mettiamo quel chip e si sblocca il meteo, una volta arrivato qui vicino appare l'opzione aspetta che piove. Ce l'ha detto comunque nella descrizione dell'abilità. È preciso, ma non è sempre così. Però nel primo c'era la possibilità, sapendo in base al meteo quando non pioveva, di far passare il tempo velocemente. Ma purtroppo è pure una zona di gioco, sto piccolo problema iniziale lo dobbiamo per forza passare. La scala che abbiamo messo prima non c'è più. Allora, oggi bevi un po'. Grazie. Un po' di energia. Non discuto la tattica, ma aspettare no, sta cosa che ho risposto okay. adesso. Pensavo fosse di nel adesso. Primo, no, nel primo lo fa fare, quindi sono certo che lo faccia fare pure qui. Cioè, però Sam, non stiamo a fare Tetris. Ma lui quindi non è Samelake? Nope. Allora, e fino a qua ci siamo arrivati più facilmente. Comunque, giusto per farti una resata, è uscito un post di questo signore che c'ha un bar a Taormina. Okay. Ed è andato Norman Reedus. Ok. Sotto il post, incontrato grande attore di The Walking Dead, ha preferito la granita a mandorla. Se lo volevi sapere, a lui piace la granita a mandorla. Io te l'ho detto. Comunque non è una cosa che scopri sulle interviste l'avresti mai pensato? Ma assolutamente se no. Vai a fare un quiz e ti fanno questa domanda, tu lo sai. E dirai grazie Gianmarco. Ancora lo stronzo qui sotto? Guardalo là come è fiero, guardalo. Guardalo che fiero. Ma un allegzo. Guardalo che fiero, guardalo. Guardalo. Ah, devo essere onesto, pure io non è che mi faccio granita alla mandorla un po' me, secondo me. Però lui è americano, cioè normale, non so, penso sia americano, forse, non lo so. Sono strani comunque. Sono strani. Di qua di lato, scendiamo belli piani piani. Allora mostro, tu stai di là per i cazzi tuoi, io scendo di qua. Non facciamo la stessa scenetta di prima che finisce male, eh? Ok. Allora. Non penso che mi venga in un certo modo. No, che non abbiamo i metalli addosso. Metallo sterminato. Non abbiamo i metalli. No, non mi sono portato manco le corde per scendere. Ma le estremi rimedi. Estremi rimedi. Estremi rimedi. Estremi rimedi. Non dovrei farlo, ma va bene così. Va bene lo stesso. Ma no, vabbè, sono passato. Facciamoci vedere dallo sgrondel. Quello, a te che gusto di granita piace? Anche a te Pierluigi, qual è il vostro gusto di granita preferito? Il tuo lo zii qual è? Menta. Molto buono, mi piace molto menta e limone. Fresco e un po' di asprigno. Mica ci ha visto. Ci ha sentito un cacciatore, porca la puttana, no. Ok, quello piace al limone, è molto buona. Pierluigi generalmente non... Ok, Pierluigi, allora qual è il tuo gusto preferito di gelato? Sì,
sì, ovviamente artigianale, ovviamente, tutti i gusti ti piacciono. Si può fare Frago, questa vabbè, freschissimo fragola al limone per Luigi, molto fresco. è arrivata la conferma che anche ad altre persone piace. Molto fresco. A te lo dici quale piace? No, solamente io vado di mente e di... Pure il gelato? Solamente, cioè qualche altro gusto non No, fior di latte, il cono classico. c'è? Ok, sei basic, diciamo, Sì, sei sì. basic. Quindi ti piace il fisnello? Non credo. Non Ho provato. Mi vuoi biasimare? No, ci hai provato, vabbè. Ci può stare. Quello se trovi il mango buono nelle gelaterie è tanta roba. Però lo devi trovare buono. Devi non morire. Quanto manca per arrivare là? 35 metri. Io quello Come del siamo mango messi? più buono l'ho provato in una gelateria a Roma, artigianale, e ho speso alcune tasse una si sono cifra proprio- per un cono di merda da 2 palline, però era veramente buono. Tu invece dove l'hai trovato? Quello è il tuo mango ideale? Facciamo così. Quanto possibile, ripariamo il riparabile. C'è un altro gigantone lì. Che sta bene dove sta. Noi qui non possiamo scendere. In provincia non ricordo il paese. Ok, no, peccato, perché se era nelle vicinanze ti avrei detto mandami una foto. Lui sta là e noi ce ne andiamo di qua. Ah, la gelateria migliore del Veneto, minchia. Se dovessi venire mai in Veneto mi farò un bel giro. La migliore del Veneto perché ci vai tu o perché è a detta di tutti? No, secondo me perché c'è stato quello. Ah, ok. Ho messo un cartello fuori. Quello was here. Ok. Stiamo andando bene? Stiamo andando bene, stiamo andando bene. Ma questo cosa fa tipo anche vento, fa un po' da ventilatore quando fa. Sì, quando fa caldo nelle zone calde ti rinfresca un pochino. Esatto, c'è un cartello fuori che diceva migliore gelateria del Veneto grazie a quello. Patria di quello. Patria di quello, esatto. Patriarcato di quello. Regno di quello. Bello, quello Kingdom. Ok. Mi sembra più tranquilla la situazione, ma io mangiate i fatti miei e non dirle sta cose fino a quando non siamo nella base. Un concorso ok, no, però è cambiato il tempo. Ok. Giustamente il fiume di merda non lo vuoi per fare l'ultimo pezzettino? Quanto è profondo? Allora c'è del rossore. C'è del rossol, ma se ce la giochiamo in un certo Basta modo che passi possiamo in passare mezzo. tranquillamente. Aspetta, Pure là forse no, c'è di più qua è spazio, meglio, di qua è meglio. Di qua è meglio. Ok, ma non cade in acqua, perché sennò sono problemi. C'è la centrale del latte di Cesena che fa del latte gelato fantastico. Figo cazzo. Allora. Perché ne sa, senti, immagino, vabbè, No. spendi un po' di più però mangi un prodotto di No, qualità. cioè, Ci può stare. Vabbè. non è un fiume normale, sì, devo andare È un lago. al piccolo Zacolo, sì. Altra cosa. Non è un lago, è un oceano. Ma questo è un fiume. A posto. Sì, mo' è il tempo che usciamo di qua. Dovremmo essere arrivati.
Oh, come introduzione all'Australia va benissimo. E abbiamo fatto tutto Ma i questo ragni non tempo. uscivano, non sono più. Per fortuna non sono usciti. Senti, tu me la devi togliere questo fatto che quando questo fa ok, poi si apre il menu. Mi viene da ridere. Non va bene. Cioè, C'ha l'anello intelligente. ma quello insomma. sta in mezzo alla strada con il telefono. Sì, perché Uno c'è passa e vede a quello così. Cioè, in scusa. questo mondo c'è l'usanza buona dei mi piace, li si usa per bene, quindi Ho capito, va non è bene. che abbiamo un uso sbagliato. Cioè, ma Allora, di qua. Oh, ecco qua. Ok, continuiamo qua, vediamo la cutscene. E per oggi va bene così. no, quello non hai fatto niente, tu esisti solo ed è un problema. La base è nascosta giustamente. Bandiera australiana. Ok, siamo in Australia. Così, terzo mondo Casavature. Guarda, yeah. Bello. Non mi arriva a casa. Ma senti, abbiamo preso un portale in Messico che ci ha portato in Australia. Non può fare un portale in Australia che porta a Casavature. Kojima conosce Casavature. Nel mondo esiste, metti che ne sa. Ma come l'ha messa nel gioco? A Cerra. Magari sa di a Cerra, che ne sa. Vabbè, a Cerra. Ponte Cagnano. Tra l'altro lo sai, Si arriva a casa di quello, non lo so. Tu, vecchio Ozzo. So you really came, eh? Cut straight through BT territory just to bring us our cargo. That's quite a feat. Been waiting a long time for someone like you to show up. Let's see Vorrei how vedere well Wesker you're se able ci to fosse un handle portale che delivery. porta a Napoli. Magari. Ah, magari. Sarebbe divertente. Magari. Allora, Probabilmente al Comic Con di Bergamo ci dovrebbe essere Kojima. C'è la Kojima Productions. Hanno scritto nei commenti con probabile partecipazione del maestro Kojima, quindi non è sicuro. Ok. Però ad oggi tu pensi che amo belle Che periodo buono, c'è? non mi... a breve sta il Comic Con di Bergamo. Tu immagini che bello e buono che New York. Vabbè. Oggi tu stai prendendo un caffè. A me mi è arrivata oggi la copia che avevo preordinato. Ah, ti è arrivata oggi? Sì, l'ho preso, ho già richiesto il ritiro e mi faccio dare i soldi giusti. Fruzzol, scusatemi. Ok, vede il tuo volto. Vediamo un pochettino mo che cosa ci dai, com'è messa la situazione. Questo è sempre il bambino piccolo, oggi non è quello vero. Sì. Per ora non è fatto più di Darkness. Ha cacciato un momento dei poliverbabu, però erano incubi misti a realtà e non capiamo un attimino com'è la situazione. Benissimo, ci resta tutto il restante del continente da voler. Che sarà mai? Vecchio Oz. Ok. E qui adesso l'abbiamo collegata. Quindi il sottoveicolo marino arriva fino a qui. La Sparabolas, un'arma che spala fili per avvolgere i bersagli immobilizzabili, efficace contro le CA e i nemici umani che indossano qualsiasi tipo di corazza. I colpi alla testa avvolgono il collo dei bersagli tramortendoli. Gli spari sono silenziosi, rendendolo un'arma ideale per le operazioni furtive. Non male. Questa è ottima. Non male. Questa è ottima. La boss fight finale a Napoli Centro. Vabbè, la piazza è plebiscita, c'è pure lo spazio. Sì, ma Nuovi accessori zaino. Oh, attenzione, abbiamo più banda nella zona, dei punti. magari batterie e cose aggiuntive, lo stabilizzatore. Salire un po' il combattimento, però oggi siamo una sega. Scanner di movimento potenziato, consente di visualizzare più a lungo a schermo i risultati dello scanner di movimento. Quindi resta più tempo visibile. Quindi gli aggiornamenti lì, queste passive, più sali con i livelli qui, più se ne sbloccano. Che io l'immagine che avevo visto ce n'erano tantissimi, qui ce ne sono pochi, quindi se ne sbloccano un bel po'. Va bene, altre passive da utilizzare in un certo modo, ok. Chiral communications transmission. With this network at our disposal, might be able to make our dream a reality. Ma c'era l'inno sotto, The weakest among us have a chance. A world where people come together to stand against those who embrace violence.
Ever since the Death Stranding, this continent has been afflicted by terrible Anche environmental prima del Death changes. Stranding, l'Australia ha sempre fatto schifo. But out of nowhere, No, è bella ma è pericolosissima. Così tu come ti muovi ti esce un T-Rex. skyrocketing levels of Io ricordo foto dei miei contamination. amici che sono stati lì, come vi ho accennato, posti bellissimi, ma allo stesso tempo anche foto di creature mortali The pronte ad escalation uccidere. of all this insanity coincided with the UCA's Ma connection nel to giro the di network 5 and the secondi di appearance of the distanza. La creatura più tranquilla c'ha un veleno che ti fa perdere gli arti. beyond the reach of its Ma più coverage, scema. which means the Ed only è way to grande reach così. it is to link up Vincenzo, with guarda the con cosa ci siamo svegliati in tenda stamattina, un ragno grosso, Capì? Non una può bessera. vivere. Se devi dare fuoco, dai fuoco. Io ho lottato contro la mia fobia degli insetti, Yeah, della questo cosa è troppo. fisica, ma se mi trovo uno scafandro del genere, no. Lo scafandro è cosa di Lo scafandro è così, Ok. così, è un foot. Sì, Sì, poi dipende metri, yard, dipende. Yard è così. Yard è Uno così. yard. Vabbè, che ogni foot è così grosso. Però ti trovi un ragno così, ma grosso, io ho ancora la foto, mezzo yard. c'ho ancora la foto sul telefono da qualche parte, madonna mia. as well as devastating floods due to heavy tidefall. You have your work cut Non è out di for you way merda, è down under, pericoloso, c'è that's for differenza. Anzi, l'Australia dovrebbe Take essere the un'enorme bowler gun, for carcere. example. No, Devi Without buttare data, we were tutto able il no, mi marcio credi, del mondo lo sai là chi c'è dentro. stato, lo sai chi c'è stato, che si è trovato benissimo per il resto, diciamo, Tu in sposta cambio. tutta la gente da un'altra parte, fai una grande Alcatraz e ci butti tutti i pedofili, la gente di merda, e butti là dentro, con i demoni. E vedi dopo come cambia la gente. Massimo solo nella zona della foresta, la zona più interna e centrale. Sì, dove si arriviamo più I guarantee will give you an edge in a poi il fight. resto ci fai tutti gli Might Ocean. consider bringing this gear with you when you're prepping for your next run. Mi piace l'Ocean. And last but not least, we patched through an Odradek update that allows its sensor to pick up living beings and other entities. It's an improvement that builds on the sensor's existing functionality. Anything it detects will be Ok, visible quindi to you iniziamo as a pure a silhouette vedere for a meglio un brief attimino time. quando siamo il sensore, Sure ok, will come in ottimo. handy down the road. Tornerà sicuramente utile. Due to our proximity to a BT area, Ok, this sta pure shelter was scaricando la subject to coppietta. significant chiral contamination. Sì, è ancora vivo. It's also been the Infatti source è of diventato new il type vecchio of oggi. BT. Ma Norman non parla mai, No, ogni tanto parlo, ogni tanto parlo. No, vabbè, si è chiamato con nome della As such, we've taken to calling the buggers Watchers. Una nuova varietà di CA. Mi sa che le abbiamo You know viste. what, steer clear at all varietà. costs. Sono grandi. Cos'è? Rompono Gelato. i coglioni e ti assaltano con un pelato che There's a appare dal request I want nulla. to send Sì. your way. I know you're eager to hit the road and make progress, but I promise you, Ok, this cosa is ti more than worth serve? the trouble. It's a delivery for the lone commander, who lives not too far from here. Comandante Good old solitario. Alloy, who provided us with support. Oggi questo è il samurai. Oggi questo è il samurai. Non è il samurai. Oggi è il samurai. We went our separate ways, and he retired to a shelter off to the east. Perché io sentendo sta storia sto pensando a Solid Snake, il Pure io soldato ho pensato leggendario alla nascosto di là, il vecchio comandante. la The End, il vecchio cecchino va a fare. Se andiamo là a fare Marinelli, il personaggio Marinelli per qualche motivo, che non è ancora uscito, noi sappiamo che c'è, ma non è ancora uscito. Ancora da fare. No, vabbè, questi sono Ma lo faccio domani, così riesco a fare anche un'altra live domani pomeriggio. With the government now part of the Chiral Network, we've successfully completed the first step in our Lui mi journey to turba connect nell'intimo, all però. Questo è Australia. Mastro Lindo. I want to thank you for making this possible. Well done. To extend network coverage as far as West Fort Knott, our next order of business Ne abbiamo will be già il to primo link up the video. Western Environmental Missione secondaria Observatory. The per associated il vecchio order is comandante ready for e you. la città principale, This ma one naturalmente may si va well prima dal place vecchio you in comandante. considerable danger. Secondario. So be sure to take extra care when selecting your equipment. Access the delivery terminal here to pick up this main order and get underway. Facci vedere, dacci le informazioni. Allora. Ok, quindi mo adesso si sono sbloccati ordini principali e ordini secondari. Quindi ci sono due tipologie di quest secondarie. Gli ordini che puoi prendere dalle basi e sono quelli di storia, porta l'oggetto grosso da qui a lì, o ci sono quelle secondarie per fare varie cose che ti sbloccano varie situazioni. Però ci sono anche sulla mappa le richieste. Tu vai lì o devi mettere un oggetto o prendere delle cose o altre, sono sempre delle quest secondarie per aumentare la randomiche.
Non è obbligatorio completarle, ma se lo farai otterrai diversi vantaggi. È ovvio che si fa. Allora, Grazie. effettivamente È anche molto vicino, solitario, però. è molto vicino. Mi anda la mano. Chiudiamo lì la serata. Quello ci sblocca le armi. Territorio delle CA ed è poco. Ne è qua su 600 metri. Carico delicato. Il carico delicato si danneggia più facilmente rispetto a quello normale. Urti come le cadute possono danneggiarlo gravemente, anche se la cassa in cui è contenuto è in perfette condizioni. Fai attenzione alle superfici irregolari quando trasporti un carico delicato sul veicolo. Giustamente. Ma questo poi, perdonami, come funziona? Se danneggi un carico, la missione fallisce e la puoi Come rifare? prima, come prima, sì. Ah, la Noi puoi siamo rifare, morti ok. non perché ci ha tolto tutta l'energia, Hai ma perso il perché si è carico, hai distrutto visto? completamente il carico di Ok. storia We've che ci also serviva. provided you with a new basic border suit with customizable colors. Moving forward, I imagine you'll want to adjust your appearance based on the terrain and your personal preferences at the time. Try experimenting with your options. Noi ti ringraziamo. Fabbrica attrezzature. Ci abbiamo lo sparaboles. A questo punto ce lo facciamo. E ce lo mettiamo nello zaino. Poi personalizzazione zaino, aggiungi componenti. Allora, borsa per granate aggiuntive, contenitore per portare più munizioni, protezione posteriore, corazza che ti protegge la schiena, e al momento ci sono questi tre. Ok, poi possiamo fare personalizza aspetto, deserto Bella. giallo, ok, a posto, adesso mi sento meglio, Bella. così come ce l'avevo nel primo. Allora, benissimo, qui si è sbloccato un altro e la cosa bella è che noi adesso possiamo staccare qua e mettere quest'altro e ce li muoviamo tranquillamente. Canner di movimento potenziato, che tipo potremmo pensare di fare? Che era buono, ecco, proprio quello del meteo. Qual era? Ah no, questo qua ce l'abbiamo attivato, visualizza analisi meteo. Ok, 40 punti, 60. È non male. È non male. Un attimo qua. Un attimo. Facciamo una via diretta rapida e veloce e via. Con carico. Con di partenza, via. Dai, faccia vedere il comandante, dai. Ok. Lo sta finendo anche la batteria. Devo sperare che nella zona delle CA io riesca a sentire tutto. Ma Gianmarco, le tue orecchie saranno la mia indicazione. Ovvero? Ovvero tu mi devi dire un attimino ambientandoti destra-sinistra, da dove senti i suoni, e io mi dovrò regolare soltanto vedere con il radar e senza sentire un singolo suono del gioco. Usa Dolmen per perlustrare l'area. Ma... E sbatte anche le palpebre. Porca la miseria. Va bene. Allora, noi qui andiamo bene perché comunque c'è una scala. Eccomi qua. No, no, poveri, non lo fate. Dice chi ha l'occhio dell'aquila e chi ha la bambola di Alan Wake. Cazzo, ma è comodissimo però, madonna mia.
Guarda, a me già soltanto se restava come personaggio così che faceva battutine divertenti per come si sta comportando va benissimo. No, ma tu adesso dovrai viaggiare per sempre con me. Allora, grazie a chi ha messo la scala, anche perché poi ho letto ed è stato aggiunto che se metti 2 scale le puoi unire e ottieni lo scalone super classico. Grazie mille. Allora Gianmarco, io non sento già quasi niente, si sta per spegnere. Ma stai perdendo la cuffietta? Sì. E prendila. No, giochiamo con un po' di difficoltà in più, mettiamoci un po' di più, tanto è l'ultima cosa. Magari ce la facciamo in tempo e non ci sono problemi. Allora, dobbiamo semplicemente andare dall'altro lato. Grazie a Riot Lighting che ha messo una stazione qui che ci può pure curare. Allora, ecco qua, vediamo un attimino la questione del tempo. Cambia infomappa. Non così. Aggiornamenti APAS è la cosa, quella lì. Allora, si deve vedere da qua. Solo non so come. Questa è la modalità per confini. No, allora, andiamoci a leggere un attimo la descrizione, 2 secondi. Guardando verso il cielo, quando usi la bussola vengono mostrati... Ah, aspetta, ecco come si usa. No, ma aspetta, per controllare il tempo stavo mandando giù, ma ti sembra? Piove. Grazie. Cercando di capire come forse si sblocca la versione potenziata, che di certo al momento non ci possiamo fermare. Allora me la devo studiare un attimo bene, dobbiamo capire come funziona. Sto prendendo il diluvio universale. No, oggi è troppo rigido qua sopra. No, oggi ce la facciamo. Il problema sono loro. Allora. Dobbiamo solo arrivare qui. Di farci un attimo il punto della situazione e camminare. Allora. Facciamo il punto della situazione. Dobbiamo andare semplicemente diritto. Niente di più e niente di meno. Casomai ci fosse il presentimento. C'è un cazzo di rinoceronte, è un corno di pacchi. Allora, Sam, Forte Bridges. Siamo con un po' di spruzzol. Trovalo, trovalo che c'è, ok. Vai Sam, grande Sam. Sam, allora, no, Sam, aspetta, non pare capo il muro. Con calma, vai di qua. È una di fronte, diciamo così. Maronna! Questo è stato a culo. Ok, dobbiamo andare di qua. Non ci sono protol. Oh no, Sam, ehi, Sam, dai, abbiamo fatto una piccola impresa. No, non cago cazzo proprio. Adesso si segna una vista e col rumore.
sostanze chimiche. Le facciamo apportare. Sì, ok. Allora, possiamo salire di qua. Dai Sam, dai che spegniamo in bellezza, dai. Sam, attento Sam. Vai Sam. Vai così. Alan Wake ha detto. Sì, sì. Sembrava avesse detto Alan Wake. Ha detto sicuramente Alan Wake. Però sembra Alan Wake. Perché non è un lag. E non c'è una di quel tempo. Allora dai, Sì, che l'ha detto. No, quello non ha detto Alan Wake. Avesse detto Alan Wake. Non l'ha detto, ragazzi. Mettiamola a dire. Sto esagerando. Come Christian che è tornato a chiederlo, non credo sia Christian. Dobbiamo andare di là. Gabbazizi. Caccapupù. Caccapupù. Da quest'altro là. Noi andiamo di qua. Ma abbiamo le bombe che viene quello gigante. Le lanciamo dietro. E visto. Comandante. E di qua 252 metri. Ci siamo. 140 metri. C'è un rotolo. Ne hai visto? Vuoi giocare? Giochiamo un attimino. Vediamo un attimo. Ok, e il primo si è tolto dai coglioni. Ora c'è il fratello. Un altro lì sopra che sta anche in pattuglia. Basta che non guarda di qua. Capito? Ma tu me lo fai apposta però. No, io mo arrivo immediatamente qua. Quando è salì, si tratta solo di salire sopra. Muori. Cioè muori, più che altro vai nell'aldilà. No, Sam. Ok, ci siamo. Ok, 160 metri. Ok. Dai Sam. Però Sam, fermate un attimo. Si sta piovendo troppo. Signori. Rozzi. Buonanotte a tutti, buonanotte. Quello ci sentiamo domani. E domani c'è solo una parola. Pane e riso. Buonanotte. Allora, noi siamo quasi arrivati, giusto il tempo che arriviamo qui. Dai Sam, l'ultimo pezzettino. Vedi pure? Ok, a posto. Vai Sam. Ok, hanno potenziato pure la struttura, ottimo. Ecco qua, siamo arrivati. A posto.
Cerchiamo di non inciampare alla fine rompendo tutto. Ok. Fatto. Abbiamo giusto qualcosina dietro con noi. Capacità polmonare salita di livello 2 perché abbiamo trattenuto di più il fiato. Ok, ottimo. Allora, vedete solo come sto comandante. Noi vi consegniamo tutto. Questi tre qua glieli abbiamo dati, sono 3. Adesso è tutto equipaggiamento e cose nostre, vediamo di lasciarlo qua, ora vediamo che missioni c'ha per alleggerirci, noi mo dobbiamo tornare indietro la prossima volta. Non c'è il teletrasporto. Comandante solitario. Cosa ci sblocchi tu adesso? Grado S. Where on earth did you find this? I was sure it was gone for good. Thanks, mate. Cazzo, neanche una stella. Minchia. Ci diamo qualcosa come ricompensa per la missione. Accelera il tempo di ricarica dei sensori. Va bene. I appreciate what you've done for me. Really, but I'm afraid I can't agree to becoming a part of this chiral network of yours. To be frank, I don't trust Ok, se riesco a giocare domani ci facciamo un giretto nell'area qui intorno e recuperiamo tutti i suoi pacchi, c'era qualcosa. Se c'è qualche aggiornamento interessante, soprattutto lato bellico. Complete my latest order though, and I might be persuaded to reconsider. If it strikes you as an unreasonable request, you may as well go home now. There's no shame in recognizing when you're out of your depth. You gotta know what you can and can't handle if you want to survive out here. All of which is to say you shouldn't go off half-cocked and throw your life away. Are we clear? Allora, c'è una missione. Ok, fammi sta missione e divento tuo amico. Recupera i ricordi dalla zona DCA. Ok, questa ce la possiamo fare domani con calma. Ci dà 2 scale e un chiodo d'arrampicata. Il comandante solitario continua ad avere qualche dubbio su di te. Devi dimostrare il tuo valore portando a termine quest'ordine. Recupera i suoi preziosi ricordi della zona DCA per guadagnarti la sua fiducia. Quanti metri sono? 180 metri. Domani ci facciamo questa qui. Prendiamo un pochino di cose qui. Vediamo di far salire lui. Magari ci sarà qualcosa. E niente ci vieta. Questa non so se è occupata o ci sono i soldati. No, aspetta, ci conviene fare. Tornare indietro di qua. Prendere la missione principale e iniziare ad incamminarci fino a qua per sbloccare la città. Almeno ci prendiamo qualche altra cosa. Però ecco, c'è quest'altro centro qui. Qui c'è un carico da prendere. Oddio, fare una moto e muoverci già nella zona qui non dovremmo avere problemi. Ci sono altre rovine. Il problema è che nel primo Dead Stranding comunque c'erano diari e piccole cose da trovare in alcune zone. Se questo è tutto esplorabile, il problema sarà quando ci troveremo qui sopra. E dobbiamo capire un attimino come muoverci. Qui ad esempio, che cazzo è sta struttura adesso? Vabbè. Abbiamo di che giocare. Tutto questo dovremmo cercare di esplorarlo in questo modo qua. Quindi penso che di live su Dead Stranding ne voglia di farle. Poi se esce un altro portale qui, c'è un'altra mappina un pochettino così piena di cose da fare, sono contento ancora di più. Ragazzoli belli, io salvo, fanno la lista degli ordini e l'accetto domani. Non possiamo neanche riposare, quindi dobbiamo fare tutto insieme.
non avevo neanche salvato da quando l'avevamo iniziato. Ragazzuli belli, buonanotte a tutti, a domani. Avevo promesso le botte ma non c'è stato. Iggs non si fa vedere. Continuiamo. Buonanotte.「ありがとう」「笑顔で終わろうこの時間」「明日もまた会えるよ期待して」「チャットの波に乗って笑いこう」「お茶目な言葉